Tanti comuni al voto per le amministrative, regge l'affluenza in provincia di Vicenza, seconda solo a Padova, in un Veneto dove 6 elettori su 10 decidono di recarsi alle urne. Se l'affermazione della Lega è forte in tutta la regione, a Vicenza va ancora meglio, superando l'asticella del 50%. Al partito di Matteo Salvini il 52,66% delle preferenze. Lo segue ad abita distanza il PD, 18,2%. Terzo, in crollo verticale, il Movimento 5 Stelle, che in provincia di Vicenza perde circa un terzo dei suoi elettori se facciamo il confronto con le politiche di un anno fa. A cantar vittoria è sicuramente Fratelli d'Italia, che conquista un seggio a Bruxelles e supera di 7.000 voti Forza Italia. A trenare in quasi tutti i partiti sono i big, restando a Forza Italia a Vicenza 6.000 voti di guadagna solo Silvio Berlusconi. In casa centro-destra, pronto a spiccare il volo e tornare a Bruxelles, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, che nella circoscrizione nord-est sfiora le 20.000 preferenze, primo dei non eletti dopo Giorgia Meloni. Un mare di preferenze a Vicenza, ma non vedrà quasi certamente il seggio all'Europarlamento, superato dalla sua vice sindaco d'un tempo, Achille Variati, che in provincia conquista 25.000 voti e a Vicenza città ne conta 6.400, quasi quanto Matteo Salvini, che nel capoluogo di voti ne conquista 6.700. Con le sue 50.000 preferenze in tutta la circoscrizione nord-est, ad aggiudicarsi il quarto posto disponibile per il Partito Democratico sarà Alessandra Moretti.